Ci risiamo, benvenuti con Sport Sicily allo stadio Velodromo di Palermo. Partita che vedrà affrontare Athletic Club e Calcio Sicilia. Partita che milita per la categoria Under 15 Elite. Partita che milita appunto il campionato Under 15 Elite. Athletic Club e Calcio Sicilia si affronteranno. Calcio Sicilia che è di sopra della classifica, quasi alla vetta, mentre l'Athletic Club è un pochettino più giù nella classifica. Sono 3 punti importantissimi quelli dell'Athletic Club da portare a casa in caso di vittoria, che li vedrà uscire da una situazione difficile lì in classifica, mentre il Calcio Sicilia darà il tutto e per tutto per provare ad accorciare appunto il primo posto della classifica, che vede la Panormus Academy al primo posto, mentre il Calcio Sicilia si trova al secondo posto. Adesso il fischio del direttore di gara. Aspetta il fischio del direttore di gara, così tutto pronto. È iniziata, Athletic Club subito in avanti, cerca la sinistra, palla per il numero 11 Filippone, prova a rientrare e viene chiuso. Possesso ancora Athletic, partita che è iniziata in modo focoso, allarga la palla sulla destra, cercare Brancato che scivola giù. Passatore per il Calcio Sicilia. Senza un campanile in mezzo al campo, alla lunga si crea confusione, palla dentro, arriva bene la chiusura, il difensore centrale spazza via il pallone. Attenzione alla gamba tesa, brutto fallo qui, pericoloso. Calcio di punizione per l'Athletic. Palla d'amore, cerca la profondità sulla sinistra dove c'è Filippone che prova a controllare il pallone, arriva poi in velocità il numero 10, ma c'è ancora Filippone che usa il pallone, che mette in mezzo, arriva a rimorchio, poi il sinistro viene fermato, chiuso il progressione dell'Athletic Club, recupera la palla d'amore, ma poi serie di rimbalzi, non ancora l'Athletic Club in possesso. Palla per Filippone che prova a puntare l'avversario, ancora Filippone viene spinto, l'arbitro lascia giocare, anticipa bene anche Tango, poi prova Cavallaro, il pressing rimessa dalla Calcio Sicilia, il club che è abbastanza offensivo. Calcio di punizione per il Calcio Sicilia. La palla in mezzo, colpisce male poi la Vardera, palla che si rimessa laterale, addirittura calcio d'angolo dove il Calcio Sicilia.
l'angolo battuto in mezzo al secondo palo dove non c'è nessuno. Magari in velocità, chiude male, viene una strada laterale ancora per il calcio di Sicilia. Si sta proprio il pallone, Sicilia in avanti, presso da 2. Recupera il pallone, altra rimessa per il calcio Sicilia. Palla lunga in mezzo, di testa chiude, prova a tenere in campo e ci riesce. Attenzione all'Atletico perché riesce a recuperare il pallone. La palla per il numero 9 Martino, larga a destra dove c'è Cavallaro. La passa lungo linea per Tango. Rimessa laterale. Il possesso, già il palo sulla sinistra. Momento che favorisce le maglie bianche. Questo minuto. Prova a scappare via in mezzo a 2 il numero 3 d'Amore. L'arbitro fischia, calcio di punizione per l'Athletic Club. Va Putano alla battuta. Putano, palla in mezzo, chiuso il colpo di testa. La palla lunga, regge con il corpo, palla che esce fuori, rimessa laterale, già battuta da Putano. Prova a girarsi il numero 8 Curcuruto, che riesce a scappare via. Curcuruto prova a passare con un tunnel, ci riesce, poi viene fermato. La palla lunga linea, chiusa dal numero 11 Filippone. Athletic Club in possesso di questo pallone, palla dentro a trovare Curcuruto, può provare, anzi no scusate, era Putano. Occasione pericolosissima quella dell'Athletic che attacca a 1000. Palla in mezzo a Filippone, qui testa a cercare Cavallaro. Allarga questo pallone sulla destra, prova ad arrivare in velocità, la palla gli rimane dietro, manca la posta Athletic con Cavallaro che sbaglia poi il controllo. Allarga questo pallone sulla destra, viene a chiudere, arriva il calcio di punizione per l'Athletic Club, altro gioco pericoloso. Si è fatto male forse Filippone. Si è fatto male Filippone.
Mi sa che qui è stato un intervento brutto, Filippone a terra già da parecchio tempo. Speriamo che non sia nulla di grave. Rimasto a terra Filippone, a quanto pare si è rotta una spalla. Si aspetta l'intervento dell'ambulanza, per questo il gioco rimarrà fermo per parecchio tempo. Forse nel modo di cadere male, ha appoggiato male appunto la spalla. Speriamo si possa riprendere il prima possibile.
l'arbitro ha fischiato momentaneamente, penso alla fine del primo tempo, si entrerà, non sarà, non so se per la fine del primo tempo, ma attualmente i giocatori devono scendere negli spogliatoi, si aspetta l'ambulanza, aspetteremo qualche secondino qui, tra poco riprenderemo. Poi King, Bizzini mette il cross, Gambino stacca più in alto di tutti, il pallone si spegne sul fondo, prima occasione Akranas, c'è il recupero da parte del Gemini Conberri che prova a far partire l'azione.
Si riparte, squadre che scendono in campo. Chiaramente il ragazzo è stato portato in ospedale, avrà riportato qualche problemino alla spalla. Si riparte con punizione per l'Athletic, che sicuramente avrà stravolto qualcosa, avrà smosso chiaramente. Capita tutti i giorni vedere un'ambulanza in queste categorie. Si riparte, prova a calciare, palla che si alza troppo, esce fuori, passa al fondo. Finestra al fondo, calcio Sicilia. Sono 31 sul cronometro, ma chiaramente ci sarà molto tempo da recuperare. Se no ci saranno 15 minuti da recuperare. Nel frattempo il club attacca sulla sinistra, palla in mezzo, viene fermato, poi trova l'appoggio, non c'è nessuno, solo maglia rosanero. Prova a scappare, buono per l'anticipo, questa trovare il calcio Sicilia. Palla in avanti, gioca vicino, mezzo al campo, può andare in progressione, viene fermato, possesso del Athletic. Si parte a sinistra dal sostituto di Rippone, Mattia D'Amico, è entrato Putano, già tutto il pallone poi d'amore, sporca la penetrazione del calcio di Sicilia, ma la tiene in campo, in gioco, poi i numeri in mezzo a tre, prova a passare, è riuscito ad andare oltre, la palla lunga, prova ad arrivarci, passa a fondo. Recupera il possesso all'Athletic, può andare lungo linea il pallone, è in linea, la sporca, attenzione perché la palla rimane lì, c'è la punta, palla però sulla destra, serie di finte, cambia tutto il campo dall'altra parte, chiude di testa il difensore d'amore, si riparte da Corcuruto. Stesso per gli ospiti di questa giornata, palla in mezzo, esce Corcuruto, attenzione perché qui il calcio Sicilia ha rischiato di andare in rete, il club con attenzione, è riuscito bene Corcuruto, un po' meno qui la difesa, ci va vicino, rischia di perdere il pallone, nel campo pericolosissimo, attenzione quello all'esterno, mette in mezzo, arriva in chiusura Putano, calcio d'angolo per il calcio Sicilia. Palla in mezzo, attenzione perché solo il destro colpisce male, poi palla in mezzo, arriva il primo gol del calcio Sicilia. 1-0 per gli ospiti di questa giornata. Piccola disattenzione qui di tutta la difesa dell'Athletic Club, che ha lasciato praticamente incustodito l'attaccante del calcio Sicilia, ed è 1-0 al 35esimo minuto, non sarà il minuto effettivo della partita.
L'importante è che il calcio Sicilia è passato avanti di un gol in questo minuto. Il club che deve provare a recuperare questo gol subito, sbaglia, poi l'appoggio sulla sinistra, rimessa laterale per il calcio Sicilia. Mister che chiede più attenzione ai suoi. Messa lunga. Sicilia per il numero 9, protegge per il pallone, pressato a destra 3, si butta giù, calcio di punizione, segnato dal calcio Sicilia, già battuto. Pressing Putano. Putano recupera il pallone. Prova a scappare via Putano, riesce ad andare via, la tiene in campo la palla. Piccolo rimpallo, sfavore. Contropiede calcio Sicilia. Palla lungolinea. Palla per Curcuruto. Palla che arriva lì da lui. Palla lunga giocata dalle parti di Cavallaro. Arriva poi il terzino in velocità che riesce a tenere questo pallone. Palla che esce fuori, messa laterale per il calcio Sicilia. Testa sporca questo pallone dietro. Chiusura. Direzione centrale. Palla alta ancora di testa. Mette giù il calcio Sicilia. Arriva poi benissimo in chiusura D'Amico. Altra palla lunga giocata. Anticipa bene D'Amore. L'arbitro fischia. Calcio punizione per i bianchi. Gioca veloce, palla per Montagliani. Gioca vicino Montagliani, palla troppo lunga. Sbaglia un passaggio banalissimo qui Montagliani. Non è salito in tempo qui D'Amico. Deve salire il calcio Sicilia. Di testa per Montagliani. Anzi, no, scusate, per Curcuruto Daniele. Perde il pallone. Stesso calcio Sicilia. Palla lunga, l'arbitro fischia, fuori il gioco di rientro. Già battuto. Perde il pallone, dorme qui il centrocampista dell'Athletic Club. Adesso calcio Sicilia e prova ad andare. Chiede il taglio. Palla al 9. E va avanti sulla destra, riesce a scappare via. Ma viene chiuso, l'ultimo tocco è suo, ma la palla rimane in campo. Spazza via il pallone. La verso la punta, non ci arriva. Ancora calcio di Sicilia. Spazzare via questo pallone, si gioca in avanti. Palla che rimbalza. Non se l'aspetta qui il numero 3. È uscito poi Curcuruto. Ha preso questo pallone. D'Amore. Rischia ancora qui una volta D'Amore. Sono due giocatori a terra nel frattempo. Contrasto durissimo.
chiedono il cambio da parte del Calcio Sicilia. Adesso stanno a 1-1 gli infortunati della partita. Speriamo non sia nulla di grave nemmeno per lui. Un altro contrasto durissimo, costretto a lasciare il campo adesso. Uscirà il numero 11 per il Calcio Sicilia, ad entrare il numero 13. Cambio effettuato. Si riparte, palla per l'Athletic Club, diverse interruzioni di gioco, attenzione perché sbaglia qui il passaggio, ne approfitta l'esterno del Calcio Sicilia per recuperare questo pallone, prova a scappare poi via verso la fascia sinistra, va a rientrare, viene fermato, sarà calcio d'angolo per il Calcio Sicilia. Si è rimessa dal fondo l'Athletic Club. È vicino ad Amore, riparte dietro, rischia qui ancora una volta l'Athletic Club che perde il pallone, poi il destro, arriva il 2-0, erroraccio ancora una volta della difesa dell'Athletic Club che sembra non essere sceso in campo attualmente. Regala un altro gol al Calcio Sicilia che va avanti di 2 attualmente della partita. Deve chiaramente reagire l'Athletic Club, non può stare lì a guardare. Si riparte 2-0. Attenzione della difesa dell'Athletic Club, erroraccio del difensore, ma attenzione perché l'Athletic avanza, poi viene spinto, l'arbitro lascia giocare. Altra botta presa. Si ripartirà per possesso del Calcio Sicilia. Una piccola botta, nulla di particolare. Fortunatamente Sicilia va avanti, sbaglia il passaggio. Adesso ancora questo Calcio Sicilia che si allarga sulla sinistra. In mezzo a due. C'è la spinta. Calcio di punizione. In avanti per di maglia rosa. In mezzo, sporcato via. Ultimo tocco dei padroni di casa, rimessa ancora per il Calcio Sicilia. Viene spinto, altro calcio di punizione per il Calcio Sicilia, che ricordiamo che la loro vittoria sarà molto importantissima per il campionato, essendo a -1 dalla prima in classifica, la Bonus Academy.
attenzione Bottorra sotterra, spazza via. Difensore che sul difensore del club, palla alta, chiaramente fuori gioco, ma attenzione perché l'arbitro invece sta lasciando giocare, è costretto a mettere in rimessa laterale l'ultimo uomo della linea difensiva bianca. Zona rimessa laterale, non c'è nessuno, il club che adesso potrebbe provare a partire in contropiede. Fermato ancora una volta qui Curcuruto. Zona laterale. Pressing. Gioca bene il calcio di Sicilia. Palla girata dall'altra parte del campo dove c'è Brancato. Prova a chiudere. L'ultimo tocco è suo. Altri rimessa laterale del calcio di Sicilia. Gioco attualmente molto lento. Ritmi bassi. Prova a girarsi, spazza via. Poi il numero 5 della Vardera, a quanto pare, prova a mettere giù il numero 9, prova a girarsi. Martino gira tutto il pallone dalla parte destra del campo. È in gioco, c'è Putano lì al pressing. Prova a girarsi, prova a scappare, va via al numero 17 d'Amico. Calcio d'angolo ancora per calcio, si è già battuto. Mette la palla in mezzo, di testa c'è il contatto, arriva forse il calcio di rigore, anzi no, il calcio di punizione. Ho visto io un tocco con la mano da qui. Adesso no, il calcio è già battuto. A scappare ci riesce bene. L'ultimo passaggio sbagliato, attenzione perché è scoperto lì l'Athletic Club, spazza male il pallone. Arriva Manuele D'Amico sulla sinistra a fare una diagonale, adesso palla allargata dove c'è Putano che prova ad accentrarsi, va via Putano, allarga il pallone sulla destra dove trova Cavallaro. Cavallaro si è di finta, riesce ad andare via Cavallaro, poi mette il pallone in mezzo, palla frenata dal vento, ancora possesso Athletic, altro campanile. Esce bene il calcio di Sicilia, palla alta a cercare la profondità, attenzione perché rischia con un tocco di mano, c'è un sombrero poi, forse fortunato, Curcuruto esce in tempo, riesce a fare solo il pallone, serie di finte di D'Amore, attenzione perché rischia, qui ancora l'Athletic Club, Curcuruto spazza via il pallone male, ancora il calcio in avanti, può provare col sinistro, poi c'è, se ci mette davanti c'è trovare pronto il numero 5 della Vardera, il Pietro Fischia, rimessa ancora per il calcio di Sicilia. Rimessa laterale, perde il possesso, attenzione al club per andare lungo linea, sbaglia il passaggio ma l'arbitro fischia con un calcio di punizione precedente. Siamo sul 2-0, siamo abbastanza oltre i 35 minuti di gioco, quello che dovrebbe essere un tempo di questa categoria. Siamo al 50esimo, ricordiamo il gioco interrotto per un grave infortunio. Palla dentro a tagliare tutta la difesa, si è anticipato, è ancora in possesso, parte bene il 5, la Vardera cerca di lo scambio, la palla spazzata via, ultimo uomo, spazza via Montagliani. Laterale Rosa, messa lunga battuta,
C'era un po' di confusione qui, attenzione perché l'Atletic ha avuto la meglio. Buona la sponda per Cavallaro che prova ad andare via sulla destra. Spinge Cavallaro, cerca poi il compagno in profondità, c'è trovato pronto Martino, ma attenzione Atletic Club recupera il possesso del pallone, poi lo perde, ancora calcio vicino in mezzo al campo. Con molta calma gestisce il pallone, invece no, preferisce spazzare via, è andato da tutt'altra parte. Non c'è nessuno. Curcuruto, che la fa sua. Calcio Sicilia, riesce a passare in mezzo a due, ottima la giocata, poi viene fermato, sbaglia poi il passaggio, attenzione al 9 che poi provare ad andare in rete, si allarga troppo sulla sinistra, porta a spasso un paio di giocatori della difesa, le maglie bianche, poi tiene il pallone là in fondo al campo, perde il pallone, l'arbitro lascia giocare, può andare adesso in controllo del club e sfrutta bene questa occasione, palla lunga dove non c'è nessuno, la palla persa all'Athletic Club. Sulla sinistra, palla lungolina, c'è fuori gioco, non tocca nessuno, sarà rimessa laterale. Palla battuta, spazza via il pallone, vento che continua ad aumentare, adesso può provare ad andare all'Athletic Club, prova ad andare con Curuto, prova ad andare via, prova a saltare l'avversario, poi viene fermato da due, spazza via, deve di testa, prova a mettere poi giù, non ci riesce, deve sottopoggiare col pallone, poi rischia il passaggio, il retropassaggio, c'è Curcuruto che la prende e la fa sua, palla lunga, a cercare la punta, che copre bene col corpo, poi sponda, gira il pallone sulla destra, adesso Putano prova ad andare via con un tunnel, viene fermato ma l'arbitro fischia calcio di punizione, un po' troppo buono è stato qui il direttore di gara per fischiare questo calcio di punizione all'Athletic Club, è stato un contrasto. Adesso attenzione perché proverà ad andare ad Amore alla battuta. Posizione fattibile per accorciare le distanze, questo calcio di punizione è al limite. D'Amore prende la rincorsa, D'Amore calcia alto, dovrebbero mancare gli ultimi minuti di gioco alla fine di questo primo tempo. Spazzato via il pallone di testa, velo di Cavallaro, si crea spazio, poi cerca la profondità di testa, sporca questo pallone per l'incursione del compagno, che deve rimanere il portiere avversario, spazza via il pallone, mette bene giù, chiude bene, ma viene sfortunatamente a favore il palo del calcio di Sicilia che poi sbaglia questo pallone, rimessa laterale. Rimessa per l'Atletic, batte lunga, ma viene fermato, attenzione perché arriva poi bene, cerca il passaggio lungo linea, palla troppo lunga, altra palla sbagliata all'Athletic Club, sarà rimessa laterale per il calcio Sicilia. Rimessa lunga,
all'anticipo. Rimessa laterale, buono in chiusura, si cerca la palla ancora lunga, viene fermato, calcio di punizione per l'Athletic Club, bravissimo qui Martino a procurarsi questo calcio di punizione, era pronto per scappare. Battuto il calcio di punizione dentro l'area di rigore, arriva bene fuori, poi c'è una spinta ma l'arbitro lascia giocare, poi la pallata che riceve il compagno, la fa sul portiere, sempre dal basso il calcio di Cina con molta calma, gestisce questo pallone, attenzione al pressing, poi in velocità era arrivato ma l'arbitro lascia giocare. Calcio di Cila che restituisce il pallone all'Athletic Club, D'Amore gira il pallone, viene fermato, attenzione al contropiede del calcio di Cila che rimane il pallone, può andare via, è un 4 contro 3, rientra sul destro, chiuso, schermato dal difensore, poi riesce a passare bene Curcuruto, palla sulla sinistra dove c'è Putano, poi c'è l'intervento fuori tempo, arriva il primo cartellino giallo della gara. Sempre Putano l'ha battuta adesso. Un'ora di gioco passata praticamente solo per il primo tempo tra infortunati, interruzione di gioco, palla messa in mezzo, vento che non è a favore, quindi calcio di Cile che recupera il possesso del pallone, palla lungo linea, chiude bene il terzino, si trova pronto. Battuta rimessa laterale, pressato via, attenzione al calcio di Ciglia, c'è il contatto, arriva il fischio, calcio di punizione ancora per il calcio di Ciglia, partita molto fallosa. Il calcio di punizione, il club che ne approfitta e recupera il pallone, vuole provare ad andare, perde la palla, di nuovo possesso calcio di Sicilia, può scappare sulla sinistra, viene fermato, l'ultimo tocco in maglia rosa, rimessa laterale per l'Athletic. Calcio di punizione, spinta, palla lunga sulla sinistra, cercare ancora una volta a Martino, adesso palla che va sulla destra del calcio di Cile e prova a scappare via in velocità,
Esce bene il numero 3 a intervenire e fare su questo pallone. Poi palla lunga, scivolata, però rimane lì. Putano alla battuta. Poi palla lunga, a cercare ancora a Martino. Spazza via. Sulla sinistra, si crea un corridoio. Attenzione perché non riesce a tenerlo, deve uscire anche il portiere a proteggere questo pallone. Palla poi troppo lunga. Esce fuori, rimessa dal fondo per l'Athletic. Esce bene l'Athletic di tacco, riesce a girarsi, poi palla per Putano, la fischia, calcio e punizione per il Calcio Sicilia. Vogliono spiegazioni qui i giocatori, attenzione perché può essere anche una posizione molto pericolosa quanto riguarda al portiere Cucuruto Salvatore. A distanza siderale, si può provare a calciare da lì. Andrà un destro, magari proverà a tirare al primo palo. Parte il testo d'esterno centrale, non impensierisce a Cucuruto, la fa su il portiere. Spazza via il pallone. Poi forse c'è un tocco con la mano, l'arbitro fischia, calcio di punizione ancora una volta per il Calcio Sicilia. Martino prova ad andare via, attenzione all'Athletic che adesso si può fare pericoloso, palla a Cavallaro, altra palla sprecata, quella dell'Athletic Club, quella che esce fuori, rimessa del Calcio Sicilia. Altra rimessa laterale per l'Athletic Club. Chi vuole provare ad accorciare il risultato riesce a scappare via, prova a puntare l'uomo, palla che esce fuori, calcio d'angolo Athletic. Attenzione perché in caso di contropiede sarebbe scoperto l'Athletic. L'arbitro fischia, aveva qualche contatto di troppo. Cross in mezzo sul secondo palo, nessuno riesce a colpire di testa. Finisce qui il primo tempo, un primo tempo molto lungo, causato da interruzioni e problemi che nessuno vorrebbe avere. Durato 65 minuti praticamente un tempo di questa partita. Piccolo break, risultato di 2-0, ci vediamo tra pochissimo. Poi King, Vizzini mette il cross, Gambino stacca più in alto di tutti, pallone si spegne sul fondo, prima occasione Akranas, c'è il recupero da parte del Gemini Conberri che prova a far partire l'azione servendo Lucera, pallone sulla sinistra, Lucera davanti a sé Cipolla, il cross in mezzo a cercare Stassi ed il vantaggio del Gemini, ha segnato Giorgio Stassi sul cross di Lucera, si avventa
Re Giorgio in area di rigore firma l'1-0 del Gemini. Vizzini, pallone in avanti a cercare Gambino, poi occhio all'inserimento di Rizzo, pallone che resta in area di rigore, poi la conclusione, alla fine Uniemi conclude, ma c'è stato prima un tocco con il braccio e poi Vizzini in avanti a cercare Gambino, chiude la difesa delle Gemini, poi King la conclusione, pallone che si spegne alto sopra la traversa, sfiora, ancora Silvio Tripoli allarga su Vizzini che rientra, poi mette il cross a cercare King che prova la girata, pallone alto sopra la traversa, Unieni, Messina, cross in mezzo Gambino e poi Tripoli appoggia in rete per il pareggio dell'Akragas, il gol del pareggio firmato da Silvio Tripoli. Cross e poi la conclusione al volo da parte di Miceli. In avanti a cercare Uniemi che entra in area di rigore, ancora Uniemi atterrato, calcio di rigore per l'Akragas e ammonito Antona. Ora tutto pronto per questo calcio di rigore, fischia il direttore di Gama, Yama con il sinistro e colpisce il palo da parte di Gambino, alla fine recupera palla l'Akragas con Yama in avanti a cercare il cross e poi spezza di testa Gambino. Yama la conclusione, spettacolare gol di Cristian Yama, un sinistro che si spegne sotto l'incrocio di mani, un gol fantastico del numero 16 che si riscatta dopo il calcio di rigore sbagliato, far partire i suoi ragazzi. C'è il recupero palla da parte dell'Akragas con Natale Gatto, ancora Gatto che prova la conclusione e questa volta si concretizza in rete il gol di Natale Gatto. Camilleri, Tripoli si gira e mette il cross in mezzo, allontana la difesa, poi Gatto di nuovo segna un grandissimo gol Natale Gatto, mamma mia che gol, l'ho fatto di nuovo e l'ho fatto anche stavolta in maniera meravigliosa. Natale Gatto firma una doppietta, la promozione Coppa Italia promozione. La conclusione di Lucera, pallone che si spegne sul fondo, c'è il pallone per Gambino che guarda la porta e prova la conclusione, l'arbitro ha il fischietto in bocca e allora decreta la fine della partita tra Akragas e Gemini. Siamo qui con mister Piero Bettangona. Mister, possiamo dire per i tifosi neutrali è stata una bellissima partita perché hanno assistito a delle prodezze, poi voi nel primo tempo siete riusciti a fare davvero una bella gara, anche in gran parte del secondo tempo, e poi appunto hanno prevalso dei gran gol. In realtà nel secondo tempo mi aspettavo, come dire, un approccio diverso, ma forse abbiamo subito più loro da un punto di vista caratteriale, non siamo riusciti ad arginare come dire, il loro ritorno in gara, che era comunque scontato. Ne avevamo parlato negli spogliatoi prima del rientro del secondo tempo. È venuta fuori la maggior loro, come dire, qualità balistica, la loro maggior personalità, carisma, esperienza. Siamo pronti, ritiro di 2-0, ricordiamo qui allo stadio di Palermo, Athletic Club e Calcio Sicilia. Si aspetta adesso il fischio del direttore di gara per dare inizio a questa frazione di gioco, ma chiaramente ci sarà anche il cambio per l'Athletic Club. A quanto pare uscirà il numero 15, anzi entrerà il numero 15 Alaimo. Nel frattempo adesso cade anche la pioggia allo stadio Velodromo. È iniziato il secondo tempo, lo stesso Calcio Sicilia, ricordiamo, di 2-0.
Sicilia che per lui la vittoria sarebbe molto importante, però giocate verso in mezzo al campo, anticipa bene, spazza via il pallone, scesa la pioggia, chiude la Vardera, la palla a sinistra, buono il passaggio, scivola sul campo, non rimane lì, questa per Athletic Club. Tutta la rimessa laterale, tutta la rimessa laterale, quanto ripone adesso Grandin anche in campo, l'arbitro fischia, credo che la partita sarà interrotta, aspettiamo cosa succederà adesso. Poi King, Vizzini mette il cross. Ci diciamo, squadra già riscesa in campo. È finita, l'arbitro sospende la partita sullo 0-2 per capire come influirà sulla classifica adesso. Partita parecchio strana dal primo minuto fino ad ora. È finita comunque anche questa partita, il risultato parla 2-0 del calcio Sicilia con l'Atletico Club. Bisogna capire poi quali saranno, cosa si prenderà come decisione. È stato un piacere commentare con voi questa partita. Buona serata a tutti.